Avvocato Santino Farrugia, nominato presidente da poco di Villa Betania. Ecco, qual è attualmente la situazione di Villa Betania? Sappiamo che è una situazione un po' particolare. Ecco, quale sarà il suo impulso e insieme anche al Consiglio di amministrazione che avete fatto, il nuovo Consiglio di amministrazione, ecco, quali novità? C'è una possibilità che Villa Betania riapra? Sì, dottore Candella, naturalmente la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione e di un presidente nella mia persona, che è stato votato all'unanimità da tutti i componenti del consiglio di amministrazione, sta a significare la volontà politica e non solo politica, ma di tutto quello che ruota attorno il mondo dell'IPAB a un rilancio di Villa Betania. Villa Betania ha una lunga storia, è una struttura importante che è entrata nel cuore degli agrigentini e sarà nostro compito cercare di rilanciarla, ovviamente combattendo con i problemi che purtroppo Villa Betania ha, ma sicuramente con la buona volontà di tutti, con lo spirito che deve muoverci in una struttura come Villa Betania, cioè lo slancio gratuito verso il sociale, riusciremo, sono convinto, nei prossimi mesi a riaprirla e rilanciarla. Ecco, la situazione attualmente, giusto per fare un quadro di sintesi, la posizione debitoria qual è? Lei ha avuto modo anche di verificarla? Io ho dato una veloce occhiata alle carte, sono stato nominato presidente da pochi giorni. Ovviamente il debito maggiore è verso il personale, un personale che dovrò incontrare, spero di incontrare al più presto, perché dobbiamo dare anche coraggio agli operatori di Villa Betania, in quanto, ripeto, ho visto sia da parte del Comune di Agrigento, sia della Regione, sia di tutto il mondo che gravita attorno a Villa Betania, la volontà di superare questi ostacoli. È ovvio che se c'è il lavoro di tutti, la mia persona, per le capacità che riuscirò a tirare fuori e essere in grado di portare avanti, farà il possibile. È un incarico che io ho accettato, ripeto, a titolo gratuito, perché sono un giovane e si vuole spendere per il sociale. E se tutti faremo così, se tutti vorremmo impegnarci per cercare di dare ad Agrigento un IPAB funzionante e attiva, sono certo che risolveremo anche questo. Non dobbiamo essere pessimisti, dobbiamo cercare di aggiustare una a una le criticità e rilanciare Agrigento e la sua provincia.